Con la posa dei ponteggi si dà avvio ad un'opera attesa dal 2022, anno in cui una scossa di terremoto rese inagibile la chiesa di Nostra Signora Assunta a Nozzarego, località che si affaccia sul mare di Santa Margherita Ligure. Il primo atto dell'intervento di consolidamento prevede il puntellamento della volta della chiesa, attualmente chiusa al pubblico. C'è un intervento che è sotto, all'interno della chiesa, e c'è un intervento invece che verrà poi fatto al di sopra, cioè verrà fatto un ponteggio esterno a fianco al campanile per poter entrare nella copertura, e il vero lavoro sarà quello di invece consolidare questo canniccio sull'estradosso. L'avvio del cantiere è stato possibile grazie al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo e alla Fondazione Passadore, che hanno affiancato la parrocchia. In particolare il parroco Don Alessandro Giosso rimarca la felice intuizione degli sposi Nitti Rocchietta, che già nel 2025 compresero la necessità di muovere i primi passi per una prima raccolta fondi, e alla silenziosa generosità di tanti benefattori anonimi. Tutto questo ha consentito di progettare un intervento di consolidamento radicale. Abbiamo fatto un rilievo a scanner di tutto l'edificio, e verrà fatto anche all'interno del sottotetto, perché, come ho già detto anche altre volte, questo qui è un canniccio dove c'è un'altezza estrema tra la copertura e la volta, ed è sospeso anche con canne di fluviali. La chiesa rimarrà inagibile durante tutta la durata dei lavori. Dal 5 luglio è ripresa la celebrazione eucaristica domenicale sul sagrato alle 18. Nel giorno della festa della Madonna del Carmine la liturgia sarà presieduta dal vescovo Giampio De Vasini alle 17. L'auspicio è quello di riportare presto i fedeli in chiesa. Entro la fine dell'anno.